Gratta e vince una nuova vita, roba da impazzire di gioia, illusione, speranza di 10 italiani su 10. Ma il biglietto da 2 milioni di euro, rarissimo, ricercatissimo, è nascosto in Veneto, a Torri di Quartesolo, nell'Interland di Vicenza. Se siete di quelle parti, se girate in quella zona, se lavorate lì accanto, allora sappiate che avete avuto una grandissima, splendida occasione. Bastava entrare nell'edicola cartolibreria della centralissima via Roma e chiedere un gratta e vinci. Sì, certo, a saperlo, perché di solito si gratta e perde. Ma c'è un lui che nessuno conosce, che invece è entrato in edicola domenica e con 5 euro si è comprato il biglietto vincente. Non lo sapeva, ma lo ha fatto e quando ha grattato è rimasto lì con la faccia un po' così di quelli che hanno vinto. Incredulo, solo incredulità. Incredulo, sì, perché a certi colpi di scena non si è mica abituati. A quel punto i casi sono due: o urli oppure resti lì in silenzio. E in questo caso, infatti, Non ha detto niente, non ha esultato, non ha detto niente. così racconta Vilma Bonora, la titolare dell'edicola, che si è vista arrivare l'inconsapevole vincitore domenica mattina, magari dopo essere stato ammessa nella chiesa di fronte. Non credo proprio. Ok, non sarà stato ammessa. Questo è l'unico indizio che ci lascia intendere con la sua risata la titolare dell'edicola. E allora proviamo a tracciare l'identikit del vincitore. In paese si dice sia un uomo di mezza età, di Torri di Quartesolo, un cittadino. Ma vuoi vedere che è il primo cittadino? Una delle caratteristiche di chi vince è che di solito nega tutto. Lei nega, sindaco? Assolutamente. Quindi è lei a questo punto. magari fossi io. Non è lui, dice Diego Marchioro, che ha il municipio proprio accanto all'edicola dove è stato venduto il biglietto vincente. Ovviamente oggi a Torri di Quartesolo non si fa altro che parlare di questo, di chi ha vinto 300.000 euro subito, 20.000 euro al mese per 20 anni, per poi ritirare gli ultimi 100.000 euro. Tutti vogliono sapere chi sia il vincitore misterioso. Se ne parla ovunque, al bar, dal parrucchiere. E io al bar stamattina non ci sono ancora andato, dal parrucchiere ci vado nel pomeriggio e vediamo. I capelli sono lunghi, Sì, esatto. Non so chi sono, ma sono molto felice per loro. Penso e spero che ne facciano buon uso. Potrebbero spartirli con chi ha di bisogno, quello sì. Ma mi va spesso comprare i giornali, ma la fortuna arriva dove che a voi. Eh già, la fortuna va dove vuole. Lo sa bene questa signora che guarda sconsolata la vetrina dell'edicola. Lei sì che ha sfiorato l'impresa. Io ho comprato il biglietto prima di questo. E quello dopo ha vinto. Ovviamente inutile chiederle come si sente. Male. Che potevo farmi ricca. Cosa devo fare? Ammassarmi, no? Adesso ne compro un altro.